25 aprile, giornata di festa, giornata di grande ciclismo sulle strade del Valdarno con il Giro del Prato Magno giunto alla 11ª edizione. Prova valida anche come Gran Premio Oliviero Piccardi ed organizzata dal gruppo folcloristico Prato Magno in collaborazione con la nuova Futura Team. Sono di scena gli atleti della categoria dilettanti Elite Under 23 e sono 148 gli atleti che si sono presentati al ritrovo di partenza, nonostante quindi la concomitanza con il Gran Premio Liberazione in programma nella mattinata del 25 aprile sulle strade della capitale con il classico circuito delle Terme di Caracalla. Tanti sono stati i partecipanti presenti quest'oggi in questa manifestazione che, dicevamo, è giunta alla 11ª edizione. Ad aprire le iscrizioni la nuova Futura Team e poi abbiamo la Vega Prefabbricati Montappone, la Bedogna Nico Natalini, la Fracor, il Gruppo Sportivo Mastro Marco, l'Unione Ciclistica Pistoiese, la Aran d'Angelo e Antenucci, la Acqua e Sapone Team Mocaiana, il Big Hunter Seanese, il Gruppo Sportivo Termo Impianti, la Monturano Civitanova Marche Cascinare, la Veius TMF, la Vibert Italia TSS Amore e Vita, la Petroli Firenze Vega, la Gragnano Sporting Club, la Calzaturieri di Montegranaro Marini Silvano, il Gruppo Sportivo Banca Popolare dell'Emilia, la Ciclistica Malmantile, la ASD Sant'Ambrogio, la Saccarelli Carbonio Gomme, la Food Italia MGK Vis Nord, il Gruppo Sportivo Maltinti Banca di Cambiano, la Sestese. Queste sono le formazioni al via, dicevamo un totale di 148 atleti che si daranno battaglia nel percorso che misura 125 km. Un percorso esigente, quello del Giro del Prato Magno, percorso ricavato sulle colline che dominano la vallata del fiume Arno. Prima del via anche una piccola passeggiata per questi ragazzi della locale ciclistica figlinese che hanno affrontato i primi metri del circuito che poi vedrà gli atleti impegnati. Intanto si stanno portando in zona di partenza gli atleti al via, vi dicevo 148 partiti in questo momento, partita quindi ufficialmente la manifestazione, primi metri di corsa per il gruppo che ovviamente nelle prime fasi viaggia compatto. Dicevamo una ottima partecipazione, presente il vincitore di Stabia di Cerreto Guidi Valerio Conti, è presente il plurivittorioso della stagione Luca Benedetti e sono anche tanti altri gli atleti da tenere d'occhio quest'oggi. Insomma, un agguerrito lotto di partenti che sicuramente proverà a far bene in questa corsa che vanta un prestigioso albo d'oro. Lo scorso anno a vincere fu Alessandro Mazzi, nel 2011 invece il successo andò a Matteo Trentin, che quell'anno vinse in numerose occasioni proponendosi come uno dei migliori dilettanti a livello nazionale. Nel 2010 il successo di Gianluca Randazzo, nel 2009 la vittoria di Alexandre Serebriakov, nel 2008 a vincere fu Emanuele Vona nella sua annata di grazia, nel 2007 la vittoria di Davide D'Angelo, nel 2006 il successo di Daniele Marziani, nel 2005 a vincere fu Emanuele Bindi, nel 2004 la vittoria di Donato Cannone, nel 2003 prima edizione della corsa il successo di Luca Gelli. Ma andiamo con le immagini, siamo al chilometro 19 di corsa, una prima azione che vede protagonisti 7 atleti, andiamo a vedere di chi si tratta. Fanno parte di questa fuga il dorsale numero 146 Amedeo Tabini della Sestese. Con il numero 70 invece troviamo Gomez Valencia della Calzaturieri di Montegranaro, dorsale numero 140 per Francesco Andreani della ciclistica sestese, atleta marchigiano della formazione della provincia di Firenze. Con il numero 130 è invece presente Igor Tamburrini della Monturano Civitanova Marche Cascinare, con il numero 63 Mirko Puccioni del Big Hunter Seanese. Con il numero 166 è invece presente Carmine Soricelli della Veius. Con il numero 25 chiude il drappello degli uomini al comando
Cesare Ciommi della Vega Prefabbricati Montappone. Questi sono gli inseguitori che accusano un ritardo di appena 15 secondi, gara quindi ancora particolarmente fluida dopo appena 20 km dei 125 in programma quest'oggi. Dicevamo un percorso importante quando transitiamo sotto alle tipiche balze del Valdarno, un percorso che può portare numerose azioni. Il finale in salita sicuramente caratterizza questa manifestazione. Fuga che cambia, adesso abbiamo nuovi atleti al comando. Con il numero 4 troviamo Lenci della Futura, con il numero 137 inquadrato in questo momento Colin Valzak della Petroli, con il 42 è Rusnak della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con il numero 11 è Durbano dell'Aran. Questi sono i primi, poi troviamo ancora Ruscetta della Calzaturieri, 135 invece è Sgrinzato della Petroli, il 129 è il marchigiano Ciccanti della Monturano, il 111 il pisano Campigli della Maltinti. Questi sono gli uomini al comando che hanno un vantaggio di una quarantina di secondi nei confronti dei più immediati inseguitori, che sono segnalati quindi ad appena 40 secondi con 10 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Eccoli qua, i più immediati inseguitori del gruppo al comando hanno un ritardo di 40 secondi dagli 8 uomini al comando quando abbiamo percorso 41 km di gara. Quindi se ne sta andando il primo terzo di questa manifestazione. Vi ricordo un totale di 125 km al via la categoria Elite d'Under 23. Vediamo chi si tratta di questi atleti all'inseguimento. Con il numero 17 troviamo Paolo Brundo della Ciclistica Malmantile, ed ancora con il numero 57 è presente la maglia della Bedogna Nico Natalini Marco Ceglia, con il numero 68 invece Danilo Celano della Calzaturieri di Montegranaro, con il numero 22 troviamo invece Nicolotto Sciri della Sant'Ambrogio, con il numero 112 è Leonardo Tortomasi della Maltinti. Gruppo inquadrato in questo momento ad appena 50 secondi, quindi a soli 10 secondi di ritardo dai più immediati inseguitori. Corsa ancora particolarmente fluida quando con le immagini ci troviamo al 44esimo chilometro di gara. Anche le maglie del gruppo sportivo Mastro Marco Dover nelle prime posizioni, quelle dell'Unione Ciclistica Pistoiese Cecchi Logistica, sono alcune delle formazioni che troviamo davanti. Adesso 53esimo chilometro di gara, con la fuga che sta caratterizzando questa fase centrale di corsa. Vi ricordo coloro che fanno parte dell'azione: Lenci della Futura, Valzak della Petroli, allora Runzak della Banca Popolare dell'Emilia, Durbano dell'Aran, Ruscetta della Calzaturieri ed ancora Sgrinzato della Petroli Firenze. Eccolo inquadrato il campione toscano. Quello che invece vedete adesso è il giovane Campigli della Maltinti, con loro anche Ciccanti della Monturano. Ciccanti a fare l'andatura in questo momento, Marco Ciccanti, classe 1992, l'atleta che da juniores ha militato nella formazione diretta da Mario Bolletta, lo Splendolini Team. Con il numero 11 è Durbano dell'Aran, adesso a fare l'andatura. Con il 4 l'atleta che corre nella formazione di casa Lenci. E poi il corridore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Rusnak, lo abbiamo visto inquadrato per un attimo. Il loro vantaggio nei confronti del gruppo è salito a 2 minuti e 20, quindi sta riscuotendo un buon successo l'azione degli 8 uomini al comando, che stanno per transitare sotto lo striscione di arrivo. Al passaggio quindi da zona arrivo, gli uomini al comando ancora con Durbano a fare l'andatura. Come vedete anche folto pubblico di appassionati presente. Lasciamo sfilare la testa della corsa e noi attendiamo il gruppo che, come vi dicevo, adesso è a 2 minuti e 20 con le maglie della Veius a fare l'andatura in testa al plotone, la formazione campana, unica formazione campana della categoria dilettanti Elite d'Under 23, che adesso sta facendo il ritmo.
in testa al gruppo. 2 minuti e 20 il ritardo del plotone dagli uomini al comando. Quando mancano 2 giri al termine, Elena Forzoni informa gli sportivi, poi sarà lei a realizzare le interviste per quanto riguarda il dopocorsa. Quindi alla fine della telecronaca lasceremo proprio la linea ad Elena Forzoni, che raccoglierà le impressioni dei protagonisti. Anche Patrick Lane, l'australiano della formazione MGK Vis Nord, nelle prime posizioni del gruppo. Anche le inconfondibili maglie gialle della Futura Team. Ma torniamo ancora in testa, perché continua l'azione degli uomini che avevamo visto in precedenza e continuano a viaggiare molto forte. Ecco Colin Walczak, polacco naturalizzato italiano, laziale ormai da anni, è stato grande protagonista nelle categorie juniores, classe 1990, primo anno nella categoria elite. È un po' in cerca di ritrovare ciò che di buono aveva fatto nella categoria juniores con la maglia della Borgonuovo di Fiuggi. Chiude il drappello degli uomini al comando Manuel Ciucci. Primo anno lui invece nella categoria under 23. Intanto dietro, attenzione, si muovono le maglie della Bedogni a Nico Natalini. Abbiamo visto con il dorsale numero 55 Calò a fare l'andatura. Eccolo qua inquadrato. La formazione diretta da Elio Aggiano. Adesso stanno tenendo il gruppo particolarmente allungato. Attenzione all'allungo di un atleta della formazione di casa. Le maglie della Futura Team con il numero 1 è Mattia Barabesi, atleta senese, anche lui atleta elite, un classe 1989. Mattia Barabesi, che adesso prova a mettere in fila il plotone. Dietro, attenzione, vediamo chi si muove. È Nibali che prova a riportarsi su di lui. Poi una maglia Maltinti che sta cercando di ricucire lo strappo. Abbiamo visto anche Graziano Di Luca, classe 1992, più attenti se lo ricorderanno, vincitore a Fosdinovo in una tappa del Giro della Lunigiana. Era primo anno nella categoria juniores. Adesso prova ad insistere nella sua azione Antonio Nibali del gruppo sportivo Mastro Marco. Ancora le maglie della Bedogna Nico Natalini in testa al gruppo nel tentativo di ricucire lo strappo con l'atleta siciliano della Mastro Marco Dover. Con il 56 il primo a riportarsi su Nibali è Stefano Coli. Tanto si sta facendo anche un po' di selezione quando ormai siamo al passaggio sotto lo striscione di arrivo. Inizierà l'ultimo giro e ci sono ancora gli uomini al comando che abbiamo ricordato più di una volta. Con il numero 4 Lenci della Futura Team, con il 137 Colin Walczak della Petroli Firenze, con il 42 Runsnak della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con il numero 11 D'Urbano dell'Aran, con il numero 69 Ruscetta della Calzaturieri di Montegranaro, con il numero 135 il campione toscano sgrinzato della Petroli, con il numero 129 Ciccanti della Montorano, con il numero 111 Campigli della Maltinti. Questi sono gli uomini che si trovano al comando, uomini al comando che sono al passaggio sotto lo striscione di arrivo dove suonerà la campana. Inizia quindi l'ultimo giro di questa manifestazione, si sta quindi avviando alla finale l'11° giro del Prato Magno. Ancora a fare l'andatura Lenci in testa, notate anche il folto pubblico che assiepa la sede stradale. Tanto ha perso contatto Campigli dalla testa della corsa. Eccolo qua il plotone, adesso ha recuperato non poco. Il gruppo accusa un ritardo di 50 secondi dagli uomini al comando, quindi il forcing in primis della Bedogna Nico Natalini ha dato i suoi frutti, ma non dimentichiamoci anche la bella azione della Futura Team con ancora inquadrato Barabesi, poi Casini della Maltinti. Questi sono gli uomini che compongono le prime posizioni del gruppo che adesso si allunga nel tratto in salita. Una fase importante questa di corsa, siamo negli ultimi chilometri, la fuga continua a viaggiare ma il plotone sta recuperando notevolmente. Intanto Ciucci è riuscito ad entrare in un primo momento, aveva perso contatto, riesce ad entrare
l'atleta pisano della Maltinti. 129 a fare l'andatura è Ciccanti, viene rilevato da Lenci della Futura Team, e poi Durbano, ed ancora abbiamo Ruscetta, Sgrinzato, Valzac, Ciucci e Rusnak. Questi sono gli uomini alla comando, li abbiamo visti sfilare davanti alla nostra telecamera, gruppo pilotato adesso dalle maglie della Gragnano Sporting Club Gesam Gas Caselli, che sta facendo l'andatura in questo momento, ma anche le maglie sempre della Futura Team e della Bedogni, Anico Natalini nelle prime posizioni del gruppo. Adesso con il dorsale numero 102 sta tenendo alta l'andatura del plotone, si tratta di Stefano Lucchesi, che sta tenendo in fila il gruppo in lunghissima fila indiana, e accusa adesso un ritardo di 1 minuto primo nei confronti della fuga. Quindi ancora una situazione fluida con la fuga che ha caratterizzato la parte centrale di corsa, che ancora non è stata raggiunta ed ha un vantaggio ancora considerevole, 1 minuto primo. Certo che dovrà essere ancora affrontata la salita di Castagneta verso Piandisco, e adesso siamo nella nuova salita fatta nel finale, la salita di Canova. Ancora in testa Valzac con Sgrinzato, Durbano, Lenci, le prime posizioni degli uomini al comando. Intanto il gruppo sta recuperando, e Colin Valzac a fare l'andatura, Sgrinzato in seconda ruota, poi Durbano, Lenci, Runzak, abbiamo visto anche Rusceta, non vediamo la sagoma di Ciucci. In ultima ruota di questo rappello invece Ciccanti, quindi si stanno assottigliando gli uomini al comando. Vedremo se riuscirà qualcuno a provare a fare la differenza. Sembra pedalare molto bene Sgrinzato, rimane seduto con una pedalata agile il corridore che indossa la maglia di campione toscano. Siamo ormai vicini allo scollinamento, con Colin Valzac che si mette a disposizione del compagno di squadra, e anche il gruppo però si sta avvicinando notevolmente, forse anche da questa inquadratura. Eccolo là in fondo al rettilineo il gruppo, che quindi sta recuperando notevolmente nei confronti della testa della corsa. Notate davvero il folto pubblico presente, tantissima la gente assiepata ai bordi della strada. Scollinamento, ma il gruppo è vicinissimo. Durbano però non cede, con lui Sgrinzato, mentre un po' affaticato Ciccanti che transita adesso. E poi attenzione, abbiamo anche Rusceta e via via tutti gli altri. Ecco Valzac che ha svolto un ottimo lavoro in salita, e questo è il gruppo che sta però viaggiando molto molto forte. Infatti, come vedete, si è notevolmente assottigliato il plotone, e adesso è pilotato da Taliani della Futura Team. Chiede collaborazione l'atleta livornese. Adesso eccoci qua, ripresa la fuga che avevamo visto in precedenza. Adesso prova ad allungare con il dorsale di gara numero 20 Luca Rocchi della Sant'Ambrogio, però leggerissimo margine di vantaggio per lui. Quando siamo ormai nella finale, ci avviamo agli ultimi 5 km di corsa. Ancora il corridore della Sant'Ambrogio, Luca Rocchi. Il gruppo però, come vedete, sta per chiudere, e la maglia di Sgrinzato ancora con Conti, Valerio Conti. Eccolo adesso inquadrato, l'atleta laziale del gruppo sportivo Mastromarco. Siamo a circa 4 km dalla conclusione. Chiede collaborazione Conti al campione toscano Elite Sgrinzato. Conti adesso si porta in testa a fare l'andatura, tratto in salita questo, una salita non durissima ancora, però provano ad andarsene Conti e Sgrinzato, due atleti alla comando. Quindi Valerio Conti del gruppo sportivo Mastromarco, Mario Sgrinzato della Petroli Firenze, entrambi, come avete visto, pedalano su cicli formigli. Intanto dietro, come vedete, altri atleti stanno provando ancora nuovamente l'aggancio. Insiste nella sua azione Valerio Conti, classe 1993, il forte atleta che viene dalla provincia di Roma e corre nel gruppo sportivo Mastromarco. Vediamo, il gruppo intanto si è ricompattato alle spalle dei due uomini al comando.
con la nostra moto informatrice Stefano Fabbri, che si trova nella posizione giusta per dare tutte le informazioni sulla corsa. Adesso il forcing di Valerio Conti, che prova a rimanere solitario al comando, non molla però sgrinzato. Mani basse sul manubrio per Valerio Conti, che insiste nella sua azione. Tratto in salita questo, perde qualche metro sgrinzato. Sembra in grado di fare la differenza l'atleta laziale del gruppo sportivo Mastro Marco, ma sgrinzato riesce per il momento a tenere la ruota di Valerio Conti. Ancora 2 uomini al comando, siamo nel tratto in salita. Salita di Castagneta, stiamo andando verso Pian di Scò. Adesso attenzione, perché ha avuto proprio un cedimento, forse dovuto anche alla fatica fatta nella fuga. Sgrinzato che perde di colpo contatto nei confronti di Valerio Conti, che rimane quindi solitario al comando. Ecco Sgrinzato che quindi ha perso contatto. Conti ancora solo al comando, tratto in salita questo, tratto che ci porta verso il traguardo dell'11° giro del Prato Magno. Composta, agile la pedalata di Valerio Conti nel tratto in salita. Ha vinto quest'anno la gara di Stabia di Cerreto Guidi. Adesso ci voltiamo per controllare la situazione ed è un atleta ancora Sgrinzato che sta cercando di rientrare. Però abbiamo visto anche un atleta della Monturano Civitanova Marche Cascinare, si tratta di Matteo Ciavatta. Quindi 2 uomini al comando, Valerio Conti e Matteo Ciavatta. Leggermente attardato invece Sgrinzato, campione toscano elite. Dietro sono le maglie della Bedogna Nico Natalini a fare l'andatura, con Luca Benedetti in seconda ruota, Di Luca in terza. Luca Benedetti vincitore quest'anno di 4 manifestazioni. Attenzione allo scatto di Luca Benedetti, il trentino della Bedogna Nico Natalini. Una volta visto la sagoma di Sgrinzato, parte con decisione. Davvero bello lo scatto di Benedetti. Ci riportiamo in testa con ancora Ciavatta e Conti quando stiamo per entrare nell'abitato di Pian di Scò. Ormai ultimi metri, ultime centinaia di metri, con Ciavatta, Conti in testa. La coppia che sta guidando la corsa, eccolo là in fondo al rettilineo, lo striscione dell'ultimo chilometro. Ciavatta sta facendo l'andatura, Conti in seconda ruota. Vediamo adesso Benedetti con Di Luca che prova a riportarsi su 2 uomini al comando. Si potrebbe formare quindi un quartetto in testa quando siamo a 1000 metri dalla conclusione. 4 uomini al comando, Valerio Conti, gruppo sportivo Mastro Marco, Graziano Di Luca e Matteo Ciavatta della Monturano Civitanova Marche Cascinare e Luca Benedetti della Bedogni Anico Natalini. Questi sono gli uomini al comando dell'11° giro del Prato Magno, quando mancano 800 metri alla conclusione. Ancora Ciavatta a fare il ritmo, Conti in seconda ruota. Ci portiamo sul rettilineo finale dove sta per essere lanciato lo sprint a 4. Sono a 200 metri dalla conclusione, se la giocano i 4 che abbiamo visto in precedenza. Sta per essere lanciato lo sprint, la maglia amaranto della Bedogna Nico Natalini, di Luca Benedetti che prova ad uscire, prova a rimontare Di Luca che era partito lungo. La rimonta di Luca Benedetti lungo le transenne con Graziano Di Luca che prova a resistere, ma niente può contro il successo di Luca Benedetti. Quinta vittoria stagionale. Secondo è Graziano Di Luca della Monturano Civitanova Marche Cascinare, Benedetti invece della Bedogni Anico Natalini. Terzo Valerio Conti, quarto Matteo Ciavatta, quinto posto per Alfio Locatelli, sesto è Alessio Mischianti, settimo Gianmarco Di Francesco, ottavo David Tintori, nono è Paolo Brundo, decimo è Mario Sgrinzato. Questo l'ordine d'arrivo del 11° giro del Prato Magno. Vittoria, la quinta stagionale per il trentino della Bedogni Anico Natalini, Luca Benedetti, che quindi davvero mette a segno un altro importante successo in questo inizio di stagione. Una grandissima prima parte di stagione per Luca Benedetti, davvero inesauribile l'atleta trentino che vince anche quest'oggi davanti ad un ottimo Graziano Di Luca della Monturano Civitanova Marche Cascinare. Terzo un sempre presente Valerio Conti del gruppo sportivo Mastro Marco. Il podio quindi
dell'11° Giro del Pratomagno è questo. Noi a questo punto diamo la linea ad Elena Forzoni, che dopo l'arrivo ha raccolto le interviste ai protagonisti del Giro del Pratomagno. Quinta affermazione stagionale per Luca Benedetti, oggi era un Benedetti contro tutti. Avevo un po' tutto il gruppo a ruota oggi, diciamo che a correre da Sturza e con una grande squadra alle spalle sono stato capace a spuntarla anche oggi e niente, sono contentissimo perché 5 vittorie non me la sarei mai aspettata e adesso vorrei che vinca la squadra, Tentori, vorrei che vinca la corsa da Tentori perché è sempre quello che mi apre la strada nel finale e arriva lì sempre, gli manca quel po' che sono convinto che con queste corse troverà anche lui per spuntare la vittoria. Secondo classificato nel 2012, secondo classificato nel 2013, questa corsa piace comunque a Graziano Di Luca? Sì, piace a Graziano Di Luca, ma piace anche alla squadra, la Monturano. Che dire, oggi è stata una grandissima corsa, ha vinto un grandissimo campione e niente, la Monturano è stato presente sulla fuga principale, diciamo che è stata ripresa sugli ultimi 2 chilometri sotto i piedi dell'arrivo. C'era un grandissimo Marco Ciccanti, poi ha allungato il mio compagno di squadra Matteo Ciavatta. Niente, io sono rientrato con Benedetti a ruota, poi ho tentato di anticipare la volata sapendo che lui sta attraversando un ottimo momento. Sono partito un po' prima e purtroppo, che dire, un ennesimo secondo posto va bene. Speriamo che prima o poi venga anche per me una vittoria e niente. Valerio Conti, terzo gradino del podio, oggi contro questo Benedetti non c'era niente da fare. Ma sicuramente io ho corso bene, la mia squadra ha lavorato benissimo, ringrazio tutta la squadra, però appunto non è bastato perché c'era un Luca Benedetti super, sapevo che era il favorito, ho giocato di anticipo partendo subito all'imbocco della salita e prendendola di testa, ma davvero, a parte non sono ancora al 100%, quindi lo sapevo. Però dico, do un gran merito a lui perché adesso va più forte di me, ma spero di un giorno di mettergli la ruota davanti e complimenti davvero a lui e anche a Di Luca che è andato molto forte. Walter Pierazzi, presidente della Futura Team Matricardi, società organizzatrice di questo 11° Gran Premio Oliviero Piccardi, tanta fatica ma ripagato da una bellissima gara. Sì, la gara in effetti è stata molto bella e ci ripaga un po' delle difficoltà dell'organizzazione perché oggi i tempi sono sempre più duri e quindi organizzare è sempre più difficile, però il pubblico e tutta la gara ci ha dato soddisfazione e quindi siamo contenti. E comunque anche i vostri atleti non sono arrivati nei primi 3 ma si sono fatti vedere per tutta la gara con Lenci protagonista nella fuga principe. Sì, è vero, quest'anno la squadra ha lavorato e sono stati protagonisti, vabbè, la vittoria